Buonasera dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia. La riforma degli enti locali, quella che trasferisce le funzioni delle province agli altri enti e che prevede la costituzione delle unioni dei comuni, è stata approvata non ancora dall'Aula del Consiglio regionale, dove approderà il prossimo lunedì, ma dalla Commissione, che è comunque lo specchio degli orientamenti che saranno espressi in Consiglio. Il servizio è di Marinella Chiri. Primo passo verso la riforma degli enti locali con l'approvazione in commissione consigliare del relativo disegno di legge e in particolare dell'ultimo articolo che riguardava il passaggio delle funzioni dalle province all'unione dei comuni o alla regione dopo la trasformazione delle stesse province in enti di secondo grado. Dal 24 novembre il provvedimento approderà in aula per il voto finale. Tra i nodi quello del trasferimento del personale. L'assessore alle autonomie locali Paolo Panontin. I principali attori di questa riforma sono evidentemente gli amministratori locali, per un verso, che sono chiamati anche a un salto culturale, a una sfida culturale, una sfida non semplice, devo dire, e tranquillizzare tutti in questo senso che questa riforma non comporterà collocazioni a riposo anticipato del personale delle province, ma una loro mobilità interna al sistema probabilmente sì. Vincenzo Martinez, Presidente, Quinta Commissione. Si tende a devolvere al territorio, all'unione dei comuni e quindi ai municipi sostanzialmente parte delle funzioni della provincia, in futuro anche della regione. Dibattito vivace, quello che ha visto confrontarsi maggioranza e opposizione, quest'ultima...